Nuovo acquisto dell'Akragas, si tratta di Simone Brunetti, centrocampista, ex Lupa Frascati, un Serie D insomma. Sentiamolo ai microfoni nel corso della sua prima intervista nella sala stampa della società. Simone Brunetti, uno dei nuovi volti dell'Akragas di questo mercato di dicembre, con quali ambizioni, con quali obiettivi arrivi all'Akragas? Sicuramente innanzitutto grazie per il benvenuto e poi comunque arrivo con ambizioni molto importanti perché so che arrivo in una piazza una grande piazza con appunto grandi ambizioni e io cercherò di rispettarle a meglio. Oggi primo allenamento con l'Akragas, com'è stato questo impatto? Sicuramente positivo, noto che comunque tutti i miei compagni sono dei bravissimi ragazzi con grandi qualità. E naturalmente dal primo allenamento non posso guardare tantissime cose, si vedrà con il passare dei giorni, però cerco di adattarmi al meglio. I tuoi obiettivi personali quali sono? I miei obiettivi personali sono di fare il meglio possibile per far raggiungere gli obiettivi alla squadra e cercare di trovare una continuità che non ho mai avuto fino adesso. Per chi non ti conosce ancora, tifosi dell'Akragas, che calciatore sei? Sono un centrocampista abbastanza dinamico, quindi posso fare diversi ruoli del centrocampo, con buon tiro sia destro che sinistro e un centrocampista di corsa. Trovi l'Akragas in testa al campionato d'eccellenza, l'obiettivo è quello di arrivare fino in fondo e provare a centrare il salto di categoria. Certo, questo è l'obiettivo principale. Ai tifosi dell'Akragas quale messaggio ti senti di lanciare? Do un messaggio molto importante, ovvero quello di tifare per la nostra squadra e cercare di dare un sostegno in più per farci arrivare al nostro obiettivo. Un'ultima domanda, come stai fisicamente? Sei pronto per il debutto domenica contro il Misil Meri? Sono prontissimo, allenato fino in fondo e cercherò di dare il mio contributo anche domenica.